Blitz antiterrorismo, la Procura di Venezia indaga sul trasferimento di denaro di due imprenditori siriani, uno di San Donà e uno di Musile di Piave, che avevano avuto contatti con uno degli arrestati. Vietate per 3 anni nuove aperture di negozio di cibo da asporto in centro storico, scoppia la polemica, non è così che si ferma il degrado a Venezia. In arrivo nuovi sistemi per la sicurezza sulle strade, sorveglieranno i confini con Treviso, Padova, Rovigo, Pordenone, tutto collegato alla polizia locale. Un nuovo campo da gioco, uno da basket, la possibilità di giocare a bocce, ma non solo, grazie alla tenacia dei cittadini, il quartiere Pertini avrà presto la sua area sportiva. Preparativi finali e partenza verso Trento, domani alle 12, 60 penne nere miresi partiranno per partecipare alla 91esima adunata nazionale degli alpini. Piccoli studenti in corsia per vincere la paura dei medici. Nel corso delle lezioni i bimbi hanno scoperto come uno stile di vita corretto possa aiutare il funzionamento del corpo umano. Sport, basket, un'Umana Reyer sempre al meglio. Ieri sera nell'ultima partita di campionato gli Orogranata hanno sconfitto Milano conquistando la vetta ed ora si pensa ai play-off. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano il blitz antiterrorismo in tutta Italia, con perquisizioni anche in Veneto. 3 gli imprenditori indagati, uno nel Vicentino, 2 nel Veneto orientale. Avrebbero finanziato le operazioni terroristiche con i proventi dell'immigrazione clandestina. Sentiamo. Blitz antiterrorismo, 14 arresti complessivi ai jihadisti finanziati con il traffico dei migranti, perquisizioni anche in Veneto nel mirino della Procura antiterrorismo di Venezia, finiti infatti 3 imprenditori, indagato un imprenditore del Vicentino, per la precisione di Gambugliano, e 2 del Veneziano, uno di San Donà di Piave e l'altro di Musile di Piave. Si tratta in quest'ultimo caso di 2 imprenditori di nazionalità siriana, con l'imprenditore di Musile di Piave titolare di un'azienda attiva nel settore edile, in questi anni poi chiusa. Secondo l'ipotesi investigativa avrebbero inviato soldi madrepatria per sostenere la guerra santa. A coordinare gli accertamenti è la Procura antiterrorismo di Venezia, come già detto, coordinata dal procuratore Bruno Cherchi, che ha disposto anche una perquisizione a carico di una persona di Olbia che ha intrattenuto contatti con l'imprenditore di San Donà di Piave. A far scattare le indagini il trasferimento sospetto di 50.000 euro in Siria attraverso canali non ufficiali, ma che l'industriale giustifica con l'acquisto di una casa. I 2 industriali sarebbero accusati di riciclaggio e finanziamento di condotte con finalità di terrorismo. In procura vi è molta cautela sulla vicenda, che vede complessivamente nel resto d'Italia ed Europa 14 persone arrestate con l'accusa di finanziamento dell'associazione terroristica Al-Nusra, con i terroristi che avrebbero sfruttato per complessivi 2 milioni di euro gli introiti derivanti dall'immigrazione clandestina. Queste le indagini condotte dalla SCICO di Roma, il Servizio Centrale di Investigazione della Criminalità Organizzata, e dalla Guardia di Finanza di Brescia, che sono arrivati fino al territorio lagunare. 10 kg di cibo non tracciato, tra cui anche del pesce, è conservato in maniera non conforme alle norme di legge, ma anche carenza di pulizia, muri scrostati, mattonelle mancanti, piani di lavoro e utensili da cucina sporchi. È la fotografia tracciata in 3 ristoranti di Chioggia e Sottomarina dai carabinieri nel corso dei controlli effettuati con esperti dell'azienda sanitaria sulla pulizia dei locali e sulla tracciabilità del cibo servito poi ai clienti. Ristoranti che sono stati sanzionati per 7.500 euro complessivamente. E continuiamo a parlare di cibo con le reazioni alla decisione del Comune di Venezia di dire stop ai take away in centro storico, però per fermare il degrado secondo molti serve ben altro. Sentiamo. Un provvedimento che qualcuno definisce tardivo, qualcun altro insufficiente a fermare i bivacchi selvaggi nel centro di Venezia. Tiepida l'accoglienza delle categorie al divieto dell'amministrazione comunale di aprire nuovi take-away nella città storica per i prossimi 3 anni. Non estendere le limitazioni anche ai bar che somministrano cibi da asporto, attacca la consigliera PD Monica Sambo, è una volontà chiara di non voler risolvere il problema.
Sulla stessa linea le obiezioni mosse dal Movimento 5 Stelle. Limitare certi tipi di attività di pasta pronta, appunto di take away, è sempre auspicabile, perché la città ormai è assuefatta a questo tipo di attività. È vero anche che bisognerebbe incidere anche con chi, come supermercati e come comunque altre attività, di fatto fanno il take away. Per quanto riguarda i tempi, ribatte il consigliere Fucsia Paolo Pellegrini, primo firmatario della delibera del Consiglio Comunale adottata dalla Giunta dopo 12 mesi, la responsabilità è della Regione che ha tardato finora a fornirci le necessarie indicazioni di legge. Il nuovo provvedimento, ricorda l'esponente della maggioranza, non si limita al divieto ma introduce ulteriori obblighi per gli esercizi esistenti che contribuiranno a limitare il degrado all'esterno. Dovranno avere il bagno, le altezze regolamentari e osservare delle norme sull'asporto rifiuti stringenti che quindi speriamo contribuiscono a risistemare almeno in parte la giungla del food on the street. Per il resto nessuno di noi ha mai pensato che questa sia la soluzione di tutti i problemi, puntualizza Pellegrini, ma è un passo nella direzione giusta dopo lunghi anni di immobilismo. Noi ci rendiamo conto che non è tutto quel che si deve fare, ci sono i primi passi, ci sono le cose più facili da fare e delle cose meno facili da fare, perché come tutte le disposizioni di tutte le amministrazioni d'Italia siamo sempre poi soggetti ai ricorsi che saranno già pronti. Dopo i varchi per i turisti, in Piazzale Roma arrivano quelli per controllare le auto in transito su tutte le principali arterie che collegano la città metropolitana alle altre province. Le principali vie d'accesso alla città metropolitana saranno sorvegliate elettronicamente da 13 portali che controlleranno le targhe di tutte le auto in arrivo, segnalando in tempo reale eventuali irregolarità alla centrale operativa della Polizia Locale veneziana. Crediamo possa essere ulteriormente utile a vari tipi di operazioni di polizia, da quello che viaggia senza l'assicurazione o revisione del mezzo, piuttosto al veicolo rubato o comunque sospetto. Il sistema, pensato e voluto dal sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, passerà al vaglio del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha già autorizzato i primi 7 varchi nella zona sud-ovest del territorio. A regime tutte le principali arterie in ingresso e in uscita saranno presidiate. Oltre a controllare che le auto siano in regola con assicurazione e revisione, verranno individuati i mezzi rubati o segnalati alle forze dell'ordine perché utilizzati per commettere dei crimini. Un maggior controllo anche di quelli che sono i transiti dei mezzi che appunto passano nelle nostre strade, che confinano appunto anche con altre località, comuni o altre province, certamente questo sarà oggetto per avere ulteriori elementi in ordine a tutto quello che si muove nel nostro territorio. Ancora cronaca, 10 sacchi capienti e vuoti che emanavano l'inconfondibile odore di marijuana, custoditi in garage. Mercoledì sera i carabinieri di Mestre hanno arrestato un 44enne veneziano domiciliato a Quarto d'Altino per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'operazione è scattata dopo alcuni appostamenti ed informazioni raccolte sul territorio dai militari, soprattutto nella zona di Via Piave. Il pusher, diventato fornitore anche degli spacciatori di strada, si muoveva su una Golf pedinata a più riprese fino al blitz, quando il 44enne è tornato a casa per poi uscire con una donna. A quel punto la sua auto è stata bloccata ed è scattata la perquisizione, poi estesa all'abitazione, dove sono stati trovati un involucro da mezzo chilo ed un altro aperto con 123 grammi di marijuana. Oltre ai sacchi in garage è stato sequestrato anche il necessario per confezionare le dosi. Ed ora la nostra rubrica dedicata a voi telespettatori, lo dico ad antenna. Questa sera andiamo a Marghera, dove mamma e figlio con problemi psichici chiedono al comune un aiuto per sistemare la casa ormai in pessime condizioni. Ho bisogno di una mano perché ho dei problemi, non ce la faccio a fare pulizia, e per i farmaci che prendo anche, per la puntura, tante cose che succedono che mi portano ad avere una debolezza, no? Non riesco neanche a fare le cose che devo fare ogni giorno.
Lui è Dennis, ha 46 anni ed è in cura al CSM perché è affetto da disturbi della personalità. Vive in una casa comunale in via Don Orione a Marghera, ma non è in grado di occuparsi delle varie manutenzioni perché i farmaci che assume sono spesso invalidanti. Il bagno è fatiscente e così le altre stanze. Per questo la mamma ha deciso di lanciare un appello al comune. Io chiedo che questa casa venga sistemata e che sia una casa dignitosa. Ecco, che poi quando una volta che è sistemata vengo io qua poi a dare una controllata, a far pulizie. Se il comune sistema la casa di mio figlio, io mi prendo l'impegno di venire qui. Ho già parlato con l'assistente sociale, non voglio neanche essere pagata, però veniamoci incontro col comune e io vengo qua, non serve che mi pagano, non serve che mandano una signora a far pulizia, vengo io e mi prendo l'impegno e controllo che sia tutto a posto. Dal centro di salute mentale arriva un piccolo contributo a Dennis, ma non è sufficiente e lui da solo si sente perso. Io non voglio essere contro agli stranieri per nessun motivo, però loro sono pagati benissimo, 35 euro a testa, va bene, stanno bene, hanno i cellulari, beh, sono belli tranquilli, belli contenti. Mio figlio, guarda come vive. Torniamo ora nel quartiere Pertini dove grazie alla tenacia dei residenti, in questo caso i più giovani, presto nascerà una nuova area dedicata allo sport. I 320.000 euro stanziati dalla Giunta Comunale per gli interventi di messa in sicurezza in quartiere Pertini a Mestre riguardano, oltre la cosiddetta piazzetta della Vergogna, anche il campo da calcio fortemente voluto dai giovani della zona che hanno presentato personalmente il progetto. Sarà un campo chiuso, quindi con una sua recinzione, con la sua illuminazione, e andrà a riqualificare proprio questa zona qua dietro di me. Siamo molto contenti di questo perché riusciremo in qualche modo poi a creare finalmente una vera aggregazione qui nel quartiere e abbiamo già in mente un sacco di progetti su questo campo, diversi tipi di tornei tra i quartieri, proprio una cosa che possa dar vita di nuovo a quest'area e a questo quartiere. Il campo da basket che ho anche qua di fianco verrà sistemato perché è sprofondato in più punti, visto che qua comunque è un terreno molto instabile e avevamo proposto anche noi giovani questa cosa qui e ci è stata confermata, quindi siamo molto soddisfatti di questo, siamo molto positivi. Non solo. In progetto anche questo, ovvero creare una sorta di bocciofila per i più anziani in modo che comunque si possa aggregare qualsiasi tipo di fascia d'età in questa zona che sarà proprio la zona sportiva del quartiere. A breve dunque inizieranno i lavori e quartiere Pertini avrà un nuovo volto, voluto soprattutto dai tanti residenti, compresi i più giovani che si sono messi in campo per dare il loro prezioso contributo. Il nostro motto da sempre è stato dalla protesta alla proposta. Noi siamo un gruppo molto propositivo e ci teniamo a riqualificare la zona dove siamo nati e cresciuti in modo da poter stare qui e non per forza dover andare all'estero o quant'altro, senza nulla togliere ovviamente a chi ci va, anzi tanto di cappello, però a noi piace il posto dove siamo nati e cresciuti e vogliamo continuare a vivere qui facendolo riemergere, insomma. La pubblicità, ora restate con noi, tra poco vedremo le immagini degli alpini miresi in partenza alla Volta di Trento. Rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, 91esima adunata degli alpini a Trento, preparativi finali, domani 60 penne nere miresi partiranno per partecipare appunto alla sfilata e alla grande festa. Vediamo. Siete già pronti per la partenza? Siamo partite con questo? Con questo qua. Con questo furgone? Partiamo con questo furgone, ci sono tutto il vettovagliamento, tutti i viveri, le tende, i sacchi a pelo, le brande. È iniziato il conto alla rovescia per le penne nere di mire della Riviera del Brenta, con uno dei due mezzi verso Trento già carico. C'è veramente l'acqua.
La pasta? La pasta, la carne sta già andando su per la grigliata di sabato sera, è già nell'altro convoglio. Domani è la partenza verso la 91esima adunata nazionale. I mezzi sono carichi e partiremo sotto mezzogiorno per arrivare il prima possibile a Trento e allestire il campo Venezia. 60 le penne nere della Riviera di Mira pronte a partire con gondolo, 10 anni, il mulo alpino, il cui nome è in onore della vicina Venezia. E ha preso parte a tutte le adunate, è un veterano ormai. Al seguito delle 50 penne nere della Riviera anche i 10 aggregati come Vincenzo, 65 anni, il papà del capogruppo della sezione di Mira. Nell'ANA c'è la protezione civile, io facevo parte della protezione civile, pertanto mi sento un proseguo del mio impegno. A Trento anche 3 nuove giovanissime leve alpine. Questo è il disegno di mia figlia che ci accompagnerà a Trento e niente, grazie Giulia per avercelo fatto. A sfilare anche chi non potrà esserci fisicamente, ma è certo e nel cuore di quanti lo hanno amato e stimato, come Gustavo Manente, reduce della campagna di Russia, venuto a mancare 2 anni fa. Grazie Gustavo, sei sempre presente con noi. Ed ora la pagina dello sport con il basket. Ieri sera nell'ultima partita di campionato gli Oro Granata hanno sconfitto Milano conquistando la vetta. Un tassello dietro l'altro, l'Umana Reyer entra sempre più nella pagina storica del basket. Dopo aver conquistato la FIBA Europe Cup, per la prima volta chiude il campionato di regular season in vetta alla classifica, battendo Milano, favoritissima della vigilia, 89-86 in un Palasport a Liercio carico di tifosi entusiasti. Siamo molto contenti di questa vittoria, siamo contenti perché comunque ci regala per la prima volta nella nostra storia la vittoria della regular season e anche il record di punti in Serie A, e in un'epoca in cui si pensa subito al dopo, ovvero subito playoff, cosa sarà, ma credo che invece sia importante concederci perlomeno mezz'ora e fermarci a pensare che stagione regolare abbiamo fatto, compresa poi quella di Coppa, e credo che sia una stagione regolare molto importante, conclusa con questa vittoria contro una grande squadra. Credo che sia stata una bella partita di pallacanestro, anche per chi l'ha vista. Durante la partita infatti Venezia è sempre riuscita a tenere la testa avanti, anche di 10 lunghezze, che ora potrà giocarsi come vantaggio del fattore campo in post-seasons. Ma per i campioni d'Italia adesso è il momento dello sprint finale. Mettiamo la testa sui playoff, che sappiamo essere un campionato completamente diverso. Ci toccherà affrontare Cremona, una squadra che si è meritata questo playoff, una squadra di qualità, una squadra che ha tanti giocatori che possono segnare, che gioca con entusiasmo. Dovremo mettere sicuramente il massimo, ma sappiamo che, ripeto, il playoff è proprio un altro campionato. Singolare lezione per 200 bimbi di quinta elementare di diverse scuole di Mestre che hanno conquistato l'ospedale dell'Angelo. 200 bambini delle elementari della Tiziano Vecellio, Giacomo Leopardi e Lombardo Radice di Mestre hanno incontrato i medici dell'ospedale dell'Angelo attraverso il progetto sperimentale Più conosci e meno hai paura. In quinta si studia il corpo umano e noi qui abbiamo ampliato con una serie di medici che hanno raccontato loro in maniera più precisa che cosa succede al corpo umano dei bambini. I piccoli studenti in corsia per vincere la paura dei dottori e scoprire che cosa sono le malattie. Lo scopo, cercare di far vincere loro l'innata diffidenza verso la struttura sanitaria. Nel corso delle lezioni, con i genitori al seguito, i bimbi hanno inoltre scoperto come un'alimentazione e stili di vita corretti possano aiutare il corretto funzionamento del sistema corpo umano. Quali apparati abbiamo utilizzato? Apparato riproduttivo. Via, con la dottoressa Varchetta. Apparato urinario. Con la dottoressa Mara Marchiori. L'apparato genitale. Dottoressa Viviana Varchetta. Apparato digerente.
I piccoli studenti hanno anche appreso i primi importantissimi rudimenti dei metodi salvavita. Sono certo che avete imparato che un ospedale è un luogo di sofferenza, ma è soprattutto un luogo in cui si fanno cose grandi per curare le persone, ha sottolineato incontrandoli il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, Giuseppe Dalben. È stato un progetto che ci ha dato molta soddisfazione e i bambini hanno potuto ampliare i loro argomenti di studio. E siamo al termine di questa edizione, vi ricordo 20:10, questa sera torna con la politica, in studio con Nicola Zanetti, Gian Antonio Darè, segretario nazionale della Liga Veneta, ed Andrea Ferrazzi del Partito Democratico. Ed ora in chiusura come sempre le previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna della stabilità sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino cielo irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto. Dal pomeriggio qualche addensamento in più e anche qualche rovescio possibile sul bellunese e inoltre sui settori occidentali della nostra regione. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 27 gradi. Tempo lievemente instabile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà più soleggiato al mattino, poi aumenteranno le nubi con qualche rovescio temporale che dai settori montuosi potrà estendersi fin verso le medio-basse pianure. Migliorerà ovunque entro la serata. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi gradevoli tra 24 e 27 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo risulterà molto instabile con precipitazioni temporalesche sparse ma piuttosto frequenti, localmente anche moderate, specie sui settori meridionali della regione. Fenomeni in cessazione ovunque già entro la serata. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!